Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Intanto che sta facendo il diluvio universale fuori, sta facendo una grandinata incredibile, meno male la macchina ce l'ho giù in garage, meno male, almeno forse me la salva. A parte stanotte abbiamo avuto una nottata con Diego che dalle 2 fino alle 7 di questa mattina ha vomitato non so quante volte, ora sta dormendo, sono le 4 e mezza, sta ancora dormendo ma lo lascio dormire perché è devastato. Uh, Cosa vi ho detto io ieri? Attenzione a Pioli, perché Pioli potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Già vi dissi, guardate che la curva sud, che con la società del Milan sono molto amici, ha esonerato l'allenatore. Questa mattina, scusatemi, stavamo dicendo che la cosa di Pioli della tifoseria, ragazzi, è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, ma in un altro modo. Perché la Gazzetta conferma quello che io ho detto ieri, che Pioli è fuori. Pioli è esonerato, ragazzi. Allora, il Milan ha già deciso, eccola qua, questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport e ve la faccio vedere, poi ve la metterò per bene nell'immagine di copertina. Pioli è finita. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport Aiù che c'è questa mattina in edicola e quando io ve l'ho detto ieri, sentite cosa dice la Gazzetta. L'Ila di Cardinale dopo l'Euroflop, non basterà vincere il derby, 4 stranieri per la panchina, Fonseca, Lopeteghi favoriti nella rosa, anche Galtier e Gallardo. Questo dovrebbe essere il dopo Pioli, ma sinceramente quello che succede in casa Milan rimane in casa Milan, naturalmente. Noi dobbiamo guardare a noi, vista la situazione disastrosa che abbiamo noi in casa in questo momento, fra chi vuole andare via, chi vuole rimanere, non si sa se il prossimo anno chi sarà l'allenatore del Napoli. Ecco, le quotazioni di Pioli secondo me in questo caso vanno ad aumentare a favore, anzi a sfavore di un Antonio Conte a Napoli. Ho fatto uscire questa mattina un video per quanto riguarda la situazione Juventus, di Conte, Juventus, di Allegri, Giuntoli. Se volete andatevelo a recuperare, però io il resto della mia. Allegri è in corsa per tutti gli obiettivi detti ad inizio stagione, quindi mi sembrerebbe strano che la Juventus vada ad esonerare Allegri, perché a fine dei conti i risultati li ha portati Allegri. Quarto posto c'è, poi quinto posto perché oramai ne entrano 5 in Champions League. Finale di Coppa Italiana, facendo corna la Juve c'è, deve ribaltare il 2-0 la Lazio, non è tanto semplice la cosa. Ragazzi, c'è la Juve e l'Allegri sta facendo il massimo con questa Juventus, bisogna dirlo. Poi se bisogna dire Allegri è una merda, Allegri è, bisogna anche argomentarla però. Allora, perché io vi parlai ieri di questo Pioli? Perché Pioli lo voleva già portare l'anno scorso, quest'anno lo voleva già portare Aurelio De Laurentiis, e invece non se n'è fatto nulla. E però ragazzi, questa cosa che anche se vince il derby Pioli sarà esonerato a prescindere da come finirà la stagione, finirà al secondo, al terzo, al quarto posto, penso al massimo al terzo potrebbe arrivare, ecco il Milan, non penso che perda tutte e sei le gare. E secondo me sale molto la quotazione a Napoli perché il tecnico è ben visto da Aurelio De Laurentiis. Manna, non lo so Manna cosa ne penserà di Pioli. Ecco, vedo più un probabile un Pioli a Napoli e non in questo momento un Antonio Conte o un Vincenzo Italiano. Sono sincero, sono veramente sincero. La cosa mi preoccupa un pochino, questo me l'avete anche confermato voi, perché tutti quanti hanno detto no, se deve venire qualcuno deve essere o Conte o Gasperini. Gasperini questa mattina, ragazzi, vi vado a riprendere l'articolo che abbiamo postato su Telegram, che Napoli Hub ha postato sul Telegram, lo trovate sulla pagina Telegram, lo trovate in descrizione, il mio Telegram, anche quello è gratis ragazzi, iscrivetevi anche lì. Tutto Mercato Web riporta Gasperini-Napoli non è un'opzione fattibile, l'Atalanta ha intenzione di blindarlo, qualsiasi proposta che verrà sul tavolo sarà rispedita al mittente. Quindi è stato proprio delineata la strada, con Gasperini out, via, toglilo subito. Italiano, se Italiano vince la Conference League rimane a Firenze,
Questo bisogna vedere, ragazzi, perché pure questo dobbiamo dire, la Fiorentina forse, io toccando ferro, sto toccando le gambe del tavolo che sono in ferro, potrebbe giocarsi l'ennesima Conference League come ha fatto l'anno scorso e potrebbe essere riconfermato Vincenzo Italiano. Quindi le opzioni a questo punto restano due: Antonio Conte, che secondo a molti giornalisti e molti giornali, questo è il, dov'è, se lo trovo vi dico, non lo trovo più, ragazzi, mi dispiace, non lo trovo più, comunque si parlava di un Conte al Milan, ma il Milan non lo vorrebbe Conte al Milan. Ci sono tante cose, ci sono tante scelte, ve l'ho detto, Gasperini non verrà, Pioli è l'unico che potrebbe venire, Pioli e Conte. Io a questo punto ci metto Pioli e Conte, questa mattina Gianmarco Giordano dice: Stefano Pioli saluta il Milan a fine della stagione e diventa un forte candidato per la panchina del Napoli. De Laurentiis nutre tanta ammirazione per l'attuale tecnico rossonero sia dal punto di vista lavorativo che umano. Candidato forte anche per giocare in modulo 4-2-3-1 4-3-3. Ragazzi, sono tanti indizi, sinceramente. Calciomercato, ciclo finito per Pioli, il Napoli ci pensa, De Laurentiis studia a fondo. E io vi faccio questa domanda: ma secondo voi Aurelio De Laurentiis può mai dare 8 milioni a stagione a Conte? Io questo vi voglio far capire. Ma noi ne abbiamo dati 10 a Osimhen. Osimhen è stato dato per farlo andare via, ragazzi, era per aggiustare la clausola e dargli più soldi, che poi ne pagherà la metà, non so se gli dà 10 milioni a fine anno, ma io sono sincero, scusatemi. Quello che però, e ripeto, che mi suona molto strano è che il Napoli non provi nemmeno un affondo per Conte. Ecco, molti dicono Conte ha già firmato, ma ragazzi, se Conte avesse già firmato, io penso la notizia sarebbe uscita su tutti i quotidiani, sinceramente. Per questo io dico che ci serve molta calma in questo momento, anzi alle 18 il Napoli giocherà, fra poche ore, fra un'ora giocherà il Napoli, e mi auguro di poter portare un post partita con un Napoli che vince, che annienti l'Empoli. Anzi, io sono qua vicino Firenze, vicino Grosseto, a Empoli ci vogliono un'oretta e mezza, 2 ore, è venuto il giro di lui universale, a Empoli non so cosa ha fatto, cioè qui c'è la grandine che ha innevato praticamente tutto il mio paese qui. Non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste notizie di Pioli, che secondo me sarà lui il prossimo tecnico del Napoli. Ci sono troppi aspetti che portano a pensare che Pioli possa allenare il Napoli, troppi. Però l'unica speranza che ho io è di dire: Conte 8 milioni a stagione, 200 milioni da spendere, quindi qualche pensierino Conte secondo me ce lo farebbe di venire a Napoli, però dobbiamo vedere. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ragazzi, il post partita uscirà verso le 10 del Napoli, mi dispiace, ma sapete, il sabato sera lavoro, io non ho capito perché non l'hanno fatto giocare alle 12:30 il Napoli, non concepisco certe volte, o alle 3, non concepisco, alle 3 non hanno fatto giocare nessuno. Vabbè, tralasciando questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ciao!